13. Una sera di inizio estate del 1779 a Ugringos. Antonio Tosolini, detto il Menotto, diventò bandito come reazione a un'ingiustizia sociale. Aveva 20 anni, lavorava a giornata per un salario da fame per il conte Antonio Valentinis, signorotto di Trecesimo e contrabbandiere di tabacco. Quella sera venne severamente rimproverato, accusandolo di essere svogliato sul lavoro. L'indomani fece fagotto delle poche cose che aveva, prese il chitarrino e si avviò verso il lucido, deciso di fare l'avvocato. Fu l'inizio di una carriera folgorante di bandito gentiluomo che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Fu anche il principio di una vita spericolata, celata dall'amore per una ragazza del posto, la dolce Anna, con cui il Menotto si incontrava di nascosto. Era per lei, contadina di una povera famiglia, che Antonio si era ribellato a un padrone, scorretto e prepotente, e aveva imbracciato le armi. Dopo 15 anni e molte imprese banditesche, fu catturato e impiccato.